Festival dal Chiant Furlan, le finali qui dall'auditorio di Zanon al Zanon usgnote in dirette anche a chiese vostre, un piacere e il nostro. Cominciamo subito con le sigle dal festival che a suonano l'orchestra ai Mespalis La Si Mi Fa, così si chiama l'orchestra, dirette dal maestri Nevio Lestuzzi. Sigle. Una piantata che conoscete, fatta in una forme moderne, o c'è biel chi stiel Audi, così ho inviato con le sigle dal Festival dal Chiant Furlan. E il numero bot è l'anno 2000, dunque quest'anno viene una novità in particolare, non viene fatto come ogni anno una scelta di canzoni inedite. Ho fatto le schiantate che dai precedenti festival hanno avuto così il più grande consenso sia dal pubblico che dai giurie che sono arrivati primi, o fra i primi, tutti che stanno avendo modo di lei la canzone regine dal secolo. E dunque legare un'evore così, un'evore spietata, un'evore agguerrite da ora di squinti si sono i cantanti che non si fanno a puin, ma insomma e sono lì che aspettano di esibirsi. Dunque ho visto come così due notizie per capire come che si svolge queste serate. Dunque a chiesa vostra non potrete votare, ma potrete scommettere sulle cantate che us place di poi. Chi invece è il pubblico in sale all'auditorium Zanon ha una scheda lì che discutuare le canzoni che sono in liste andà di votare 3, alle obbligatorie votare 3, no 1, no 2, no 4, no 5, 3 per forza.
E di lì dopo, naturalmente, facendo il spoglio, vedremo le cantate che vincerà. Abbiamo anche una giurie di ente scelte, sia dal settore musicale, sia dal settore teatrale, insomma, uno ha di presentarsi bene e fa anche una belle figure. Dopo direi anche che, attenzione che sono in gare le canzoni, no tanti cantanti, sicuramente che quel che al chiante le cantate al può alzare e sbassare naturalmente come livello di presentazione, però è una gara di autori. Ieri sera ho disentimo un po' in particolare, ho infatti a Cormons anche le gare dedicate ai par dal settore corale. Lei era già un vincitore, come avrei modo di ascoltare un coro vincitore, per via che non si arriva a mettere dentro anche i coros, che insomma il tempo televisivo purtroppo non sarebbe stato sufficiente. Beh, mi pare come dite vonde così a manco le presentazioni e il parce che ho sin a chi plan plan presenterai tutte le int, partendo dai musicisti e tutte le int che verranno sul palco, ma io intanto comincerei a in plan con qualche biele figure, con qualche biele fantacine, insomma, queste palco. Dunque, ho cominciato a presentare gli due fantatis che mi daranno una man tal compagnia, tal da premis, si chiamano balletti, ma per me sono tutte presentatrici. Ho cominciato a presentare subito Annalisa Venir, che faceva una battuta di mans grande, appena che mi ride, buonasera Annalisa, buonasera a te, e dopo presenti anche su mie, che è Elisabetta Madotto, che sta arrivando. Mi pare già copiato un'altra figura, stai pur d'ogni, ma c'era stato messo rotto anche se sono i risotto, insomma, così ho venuto bene, facevo una figurata biele, via che ho venuto a chiesa. Come ho presente un'altra sciore, definirle così, che ha un compito particolare nelle nostre serate, che è Monica Tallone, quei gusti di presentare, di dice che farà. Buonasera Monica. Monica è l'elettore di Giovene Signore Mestra in Furlan, perché Monica è un'insegnante in Furlan e secondo me è una roba importante che fa, e le harà tocus dai testi di speraule di schiantate, se sapete che chiantano magari schiampe qualche peraule e via dicendo, ma per far capire bene a voi a chiesa chi al pubblico in sale, gli sperauli sono il senso dal significato insomma, delle chiantate. Monica ha questo compito di chiantate per chiantate di lei e di fare questo chiantonotto per Furlan. Dopo ho le novità di Usgnotto, un piacere nostro, fra l'altro, ho a presentare questo festival o a co-presentarlo, presenteremo io e lei insieme Erika Bernardi, che grazie di essere truppe. No, Emma, Dio, non stavi sbagliando, ma lo avevi così dato un'occhialata per gli odi seriosi al tempo. Sì, allora, intanto un grazie particolare a Erika che pensò di Roma. Grazie a voi che mi avete chiamata e sono contentissima di essere qua. Quando siete partiti di Roma? Questa mattina. A funzionare l'apparecchio è arrivato bene perché tu sei scritto, non c'è nessun problema. Soliti ritardi aerei, come tutti sappiamo, però tutto normale. E allora Erika è una fantacina che ultimamente ha avuto un bel successo. Dicono che... Non lo so, me lo stai chiedendo o lo stai dicendo a loro? Lo stai dicendo a loro, ma dopo ti agarrerei bene io e te di sto sorrubuti che sono stati facenti. Insomma ha fatto un film, non puoi dire lui lì. Certo, qui non è il paradiso. Qui non è il paradiso, con Cecchi Gori, dicono che già i nomi, insomma... Però lui non è un attore, no? Come sa? No, ma ben un produttore e sanno i nostri, se sanno benissimo. Non sapevo. E dunque dopo avremo molta ponti entra dentro da queste top realtà che tra l'altro non si fa su un lavoro di piacere. Una roba sola, prendi cominciare a declamare le che arrivi sul palco. Tu ti hai chiamato perché tu sei furlane. Sì, io sono di Porpetto. Ecco, di Porpetto, che è un paesotto di base, se qualcuno non sa bene la Calais Porpetti, dice che lei, insomma, di sbandi. Meno a 30 km nella bassa, laggiù, Te base, San Giorgio, Noiar, Palme, un po' in bande, insomma, a lei Porpetti. Grosso modo lì. E qui sa, c'è caso di Porpetti, vengono fuori queste biele fantacine,
che insomma plan plan sicuramente, perché chi è presente il Festival del Chian Furlan ha sicuramente di fortune e varate subite una lunga e grande carriera. Grazie, speriamo allora. Cioè, speriamo, sicurissimo. Anche per te questo però, non solo per me. Ah, io qui chiavelosa, chi grisos, e qui fai là Furlan, o vuoi forse, perché vuoi pal mondo fare qualche spettacolo, come vuoi fare un po' di televisione anche. Però chiacchierare in Furlan stato sia un po' che sciarà, sta chi confinsa chi, però c'era anche con questo festival di sburtarsi, di sdiucciare i giovani in particolare a cantare e a fare là in Furlan. Buon Erika, io con questo bel palco pieno di fantaccini sopra di invitare un momento al saluto, che mi sembra una roba importante, che sono dopras per fare questo festival. In primo piano le province di Udin, che di Ains e Crota, questa realtà e che ci sostengono così dal poter fare ogni anno queste manifestazioni. E quelle province sono i comuni che ogni anno ospitano, ossia naturalmente chi a Udin, il comune di Udin, dopo abbiamo fatto il festival a Mangian, lo abbiamo fatto a Artigne e lo abbiamo fatto a Cormons, quindi un grazie a tutti gli entes che hanno sostenuto il festival e tutti che hanno collaborato, insomma, che come non riviadore a menzionare. Per questo dico che ho il piacere di vedere chi presente in sala facendo funzione, così si dice, il presidente delle province di Udin, che lo inviti a portare il saluto delle province, grazie signor Presidente. E inviti anche un altro presidente delle province, il presidente del Consiglio delle province, che è l'avvocato Pelizzo, che lo inviti anche lui momentaneamente a venire qui a portare il saluto, anche perché con Giovanni Pelizzo, vuoi dire la verità, quando lui era il presidente, abbiamo potuto cominciare questo festival, onda i primi che l'ha creduto. Sì, buonasera a tutti, io sono veramente contento di essere qui di portare il saluto alla provincia, non tanto un po' perché diceva Dario, facendo i complimenti, veramente ringraziandolo, perché lui era diventato un simbolo della canzone Furlan e dal Furlan. Io l'ho passato a vedere questa trasmissione qui per televisione e non mi pare che sia anche alla fine di un millennio oltre che di un secolo, no? E quindi la serata è importantissima. È importante, io dico una roba perché io che mi vergognavo quando ero a scuola a Pordenone e a Padova all'università a chiacchierare per Furlan, sono veramente contento più di queste iniziative e di a tutti i Furlan chiacchierare per Furlan. Non solo, ma a tutti i genitori insegnati ai Furlan, sia ai Frus, a chiacchierare per Furlan come prima lingua, è importantissimo. Proprio in quel momento che in fine millennio è indispensabile, è un'occasione unica che vince di tornare a scuvierci e a valorizzare le nostre lingue, perché attraverso la lingua valorizziamo la nostra maniera di essere, la nostra maniera di fare, e anche economia, è un'opportunità economica che viene di sfruttare, proprio in quel momento che la cultura e l'economia tende a essere globalizzate e quindi è un'occasione importante. E queste manifestazioni, quindi ringrazio tutti, i cantanti, gli organizzatori, gli sponsor e la provincia che prima di me anche aveva iniziato a sostenere questo festival e quindi con questi auguri io vi ringrazio e sono contento veramente di essere qui. Grazie Dario. Grazie signor Presidente, per Aulis. E dopo anche sono arrivate rarissime le volte, così a sentire un presidente per Furlan, che mi fa stasera perché l'immagine di chi che ci dirige naturalmente è un lavoro importante, dice bene avvocato. Credo anch'io che questo farà per Furlan, no? O no? Sì, anzi. Allora, sono ridotto per grazie a Dario Zampa. Quindi saputo che se non fosse Dario Zampa non sarei mai nascuto da queste feste e invece lui con le sue forze, tenace, coraggio, eravamo tutti insieme dagli amici e poi si arriva all'ottava edizione. Io andai veduto di snu, Francia che lui aveva preparato perché non aveva fatte, si fa sparmo di lì. Infatti grazie a tutti che crodino di queste manifestazioni. Perché noi Furlan no? Si lamenti, magari rivendichiamo una liece
che ci permette di fare per Furlan. Allora te comuni, te province, no? E vendi introduci le doppie lingue. Dopo magari qualche lingua a Roma Vignese, oh buongiorno collega, come stai? Cerchiamo di accentuare addirittura un modo di parlare che non è nostro. Allora ho tornato a fare per Furlan e ho detto grazie per quel che avete fatto. A chi che sono, là si mi fa, che sono dei campioni. Sì. Io dico continuate a cantare e a suonare, perché Wagner diceva che un che ama le musiche, un calciante, non può essere triste. E allora ho creduto che a tutti suate presenti, alle signorenis, a che signorina che viene di Roma, no? Ma a Castello di Porpetto io vado a caccia, quindi conosco bene tutte le sue zone, no? Faccio l'augurio che si può cantare tanti anni per Furlan sull'allegria, venendo con quel che spirito nos parte fuori, nos fa di e guates che di poter portare in alto la canzone furlane. Provate a pensare che fosse la canzone napoletana e varessi tante ma tante la io però non avete se vedi poi coraggio. Grazie a Dario Zampa, grazie. Grazie Presidente, e non sentì perché il proprio ecco, grazie a quattro di poter scomodarsi, grazie, dice che non come ho invidiato i suoi fantasini Annalisa e Elisabetta, là abbiamo di nostri cantanti, da ora là se sono pronti, perché loro nel compito appunto di compagnaio, di biodi di loro e via di senti. Allora noi come potremmo plan plan che scominciare proprio con le prime chiantate, prima di cominciare con le prime chiante, una battuta di mans doverosa, credo, di fare a Telefriuli, che ci dà questa grande possibilità di poter portare le nostre canzoni anche a casa. E dunque, dedicata al studio, facciamo una grande battuta di mans a Guatris, e con queste battute di mans, cominciamo a presentare le schiantate. Scutuartis, una da urcheatre, corrente, vonde spedis, in modo di poter dopo vedere il tempo che pause per poter fare votazioni e tutto. Beh, ho detto che prima, ecco, obblighi televisivi, si vede un momentino di qualche, se mutisimo, Monica, di qualche... propagande. Sì, disegno, passiamo a regie un momentino le pubblicità e dopo ho partito con le prime cantate che Usgnot si presenterà qui. E dunque noi siamo già pronti, come dicevi, per cominciare a sentire le prime cantate di Usgnot. Prima di presentazione o ven di far venire sul palco, Erika, i nostri scoreschi. Ce l'eravamo dimenticati, eh? No, è come i loro turni. No? Bene. E allora io come io clami, io facevo una battuta di mans, anche perché hanno stato tutte le serate alle pronze a seguire ogni cantata col coro a ponte, io clami subite allora Veronica Tomasetti, svela che gli sono rimasti d'ora a peccare la insomma che entra, grazie Veronica. O bene Marica Beltrame, Marica sì, e chiappi nel questo, in loro postazione. E dopo Marica o ben Elisa Frankovic, gli tre fantasini di Buri che vi hanno seguito in questo festival. Dopo devi in la sala spessoli perché ho venuto tutto ogni tre maschiosi, mi pare adesso. Dico complimenti per la scelta delle ragazze comunque. Però ora ti sapevi tu, come qualche dote in Friuli, no? Mi sa anche a me. Ah, buon, ecco. Allora dicono che come ho presente Luca Dentesano. Ecco, parere, grazie Luca a te, Simone Benedetti e al sciare l'Eterne dai maschios Max Natali. Buonasera Max, anche a te, che fai per postazione e dopo siamo sempre per cominciare con le prime cantate, una piccola presentazione, lis per aulis, un dos per aulis de cantate. E dopo Erika ha il suo lavoro di presentare i nostri artisti. Poi diciamolo a tutti in anteprima, prima di fare tutte le gaffe che farò, no? Le mie papere, che è la prima volta che io parlo in friulano qui davanti a voi, quindi votazioni sì, lei si tutte prime al massimo. Tutti smascari spartiti che dopo non arriva e fevele benissimo si interessa.
Però sentirete, sentirete. Se tu sbagli guai, Grazie, sei sempre un amore. Una musica per te, è il primo titolo. E io mi chiamate di amore che riguarda i miei momenti passati, quando anche l'amore svoletava il zer a tori quarti dai due innamorati. C'è bieli. Ma i momenti miei, come che si sanno, durano mai troppo, e più di qualche volta il destino almetti il pitch e che il tan calbaste a sfantare che onde e che ligrie. Sono gli ultimi momenti e se cal resta a nostre innamorate e gli do la possibilità di riguardare il suo grande amore con tune poesie e con tune musiche, sperando che tutto il mondo le chianti, così quando il suo ben al sintarà e al savarà che gli fate proprio per lui. In che sere, io e te, un cil di stellis lassù, illusor di une lune che nos divideve dal scur. Tu mi chialavis con che voi, pardimi di restà con te. Ti riguarderai con tune poesie, une dediche sarà, e tutto il mondo le chiantarà. Une musiche per te, scritte a man, parditi che tu sei tutta la mia vita. Ed ecco a voi une musiche par te, paraulis di Adelina Montagnese e musiche di Fabrizio Fantanotte. A Chantal Parnot ovin Marinella Venier. Un applauso. Marinella Venier.
mercato per ieri, perché la mia arte, insomma, questo è un primo festival. E tu sai che le prime puntate, insomma, io senti che fa un po' che tramà, che fa un po' di pore. Monica ha già chiamato la sua posizione, ora volevo andare presentando le seconde chiante. Lune d'invier, questo è il titolo. Queste chiantate nos presenta un biel quadruplo, anche se un po' freddo. Freddo come perché è ambientata talunvier. Basta come fermarsi un momento a chialà con un buon capozzo in tint. Parve un spiedi che sarà di glace, ma con una poesie di fa inghilosì tutti che satris stagions. E porta che sgnoz lustri senetis si sclarisci in riquars, mettogli una lune indarintade e la poesia gli è fatta. Blanche, tal flum di gnot, tut glaciat, si spiele la lune d'invier. Las ombres si movin e abalin teneif, fra sterbs tut chiamas di pirui glacias. I vecchios profums e i riquards di un egnot si pierdin par sempre te cov dal fem e abbasse dai spazis da sombres d'agnot la lune cidina, la lune d'invier. Lune d'invier, l'isperaulis e la musica a son di Vittorino Stuzzi, a presentanus chiste ciante ovin lis Fantustrinis.
se ne vuol dire di Fantustrinis. Le ragazzine o sbaglio? Beh, tu sei già un bedoglie. No, dopo domanderemo a loro Ok, direttamente, glielo che sono chiediamo, interessati allora. sicuramente, perché che è un non bonde strano, questi Fantustrinis. Tutti noi in davanti, come codisevio sentendo scutuare schiantati su da urche altre, anche per come mood di sentire dutis, e dopo naturalmente potete dare i vostri giudizi su tutti i schiantati sintutis. Timp di Neif. E può capitare una giornata flappe, che non ti svoglia di fanuie, che ti pese tutto, a son che giornate là che il pensiero va a pararsi dai riguardi, da che momenti passati là che anche senza tante scomodità si goldeva di più, si viveva di più, e il tempo al passo e c'è che le passate, planca planca, si disfe come la neve e dis la canzone. Voi non sai, ma non sto bene. I pensieri non sanno sé. I pensi a cui che non è più. Mi si aria clav un po' come lui. Sto italiano, non sai cambiare, e taglioms confidi un tanto. Mi sento un frutto, e hai tagliato la corda e un giug dismenteato. Timp di Neif, di Speraulis e la musica a son di Gigi Maieron. A Ciantale per no ovin Enzo Azzarone. I pensi a cui cannone blu sto italiano non sai cambiare e tagliò confidi un tanto mi sento un frutto e hai tagliato la corto giù che smenterà come la neve in papà, infatti slasi e un po' di cammini, sempre di corse, intanto e soli, intanto si resta per soli, e lui di un viaggio mi ha domandato, io qui ieri, durante il sole, io che spietavi, San Nicolò, il frutto spieti, il ti con tutta mano. Tincalva, casi pro a nostra ciao, troppi miei eyes, troppi il mio team, e se ci vivi, e sei messo come la neve in palva, infatti non slasi e un po' che cambi, sempre di corse, intanto le soli, intanto si resta per soli, e noi di un viaggio in chi a domandare, io qui ieri, durante sono, gli amici di scuole, sui libri sroz, i pasti bei si contavano sui dei, su prima notte, neri cui flor, scarpe stai
testa come i pensieri, domani fazer un altro giro. Grazie. Enzo Azzaroni, si fatta Sylvie Pimp di Neif. Promuoven il momento dal passaggio a Regie, i consigli di Regie, e dopo continuiamo con il Festival dal Chian Furlan. E io sento ascoltando i nostri schiantari, sono arrivati ai quarte, 3 e sono già stati presentati, le prime terme. All'amor ho sentito come, che era il titolo, un giovane cantautore nos presenta la prossima cantate, alla dicevo time, e c'è poi di scrivere e cantare a che età. E dopo vi presentate i bellezzi di Chismont, il grande amore delle nature, delle poesie e vie di Sint, al dis queste giovani che grande l'amore, che con tutta la pazienza che al pove l'amore, bisogna che un si rendi disponibile a sedici rut anche di questo amore, fasi biodi, rispondigli, questi notis, l'udis la cantate stesse, sono dedicati ai morosute, disin che il segnale all'estate. Aiein che assomut, li sprove tutis, par come da, tal mon calviv, li smagagnutis. Agis fatis su misure par ogni rive, al mudade stagions anche in te vite, al biel soreli che nus chiante nus indore, alla tabiele verde in plene floridure, ai blanche lune sole, mil li stelis, cusi legris, semplicis, simpri bielis, all'amor anim inquintri, le prezios e non de mai vonde. Ed ecco a voi All'amor, per aulis e musiche di Alessio Screm. A cantare sempre lui, il stesso autore, Alessio Screm. Ma come data non capiti smagagnuti, aghi fatti su misura per ogni rive, al mudata li stagioni del cittadini, al bien sorelle che non stiamo venuti alla tagliera verde in plena floridura, e blanche luna sola mia, la mia stelle, così allegri semplici, simpli, vieni. All'amor con casci di poesia si studia per formigli dentri leopardi, armatori e anche danti tutta inteca lasciata a tutti i segni e vinci d'ogni amico su queste allegre tavole alle morose i regali che ti noti che amore al parte dal profondo pinte e foglie all'amore di quintri una preziosa non ve mai a bombe rispondi a colati all'amore di quintri la preziosa non ve mai a bombe all'amore che vinci rispondi a noi della vita io non me coglione di me a voi di dirle dormire all'esti cura e alla men che fase per quindi e di sangue anche le altre che con di casa a certo buono e anche milionari ai drogati
che tratti tutte il via del via del culto, ne metti tanto bene a no, ci di display. Presentando le chiantate seduti per due, come si dice, compagni. Dopo avremo di cognosi chiantatori e artisti di Puidoglie. Un chianton di paradise. Le prossime chiantate. Il core come mas per poter tirare in davanti e il nervosismo che queste situazioni comporte non sta sempre in tensione e in ansie, si sa, o così, o vivi emarginati, una realtà che viene sotto voi ogni giorno. Cui sa salè un chiantonut su queste tiare, la che si può vivere in un modo più quiet, con la famiglia, con gli amici, senza sedi chiappati dentro da quel turcli che non strice ogni dì. Possibile, è dice la canzone, che non si su queste tiare un stricut di paradiso. Tu ievis già nervos ogni mattina, ti fas già male il chiaro e io aspirine. Tu bevis quel caffè che al par benzine, che ti fa scori viers la torubine. Ti par che se divite che ste ca. Ti manchi anche il moral par lavorare. Qui sa du là cal è il paradis, par dividi un toc cui versa mis. Un cianton di paradis, paraulis e musiche di Sdrindule, a presentarnos queste ciantate alle Michele Le Russi e Sdrindule. Mandi a tutti. Oh, chi c'è? Credo che mi si ingroppati i ratti. Ogni mattina ti passa malizia per aspirina, bevi il caffè da par benzina e ti fa scorriere la turbina. Ti mangia servite che stega, ti mangia anche il moral per lavorare, sagura che il paradiso. Un tocco di versanis, un canton di paradis, parliamo e desdestini, grande luz, si muoven ben, la che si all'essere,
signor surdo giurerà, un don di paradisi due scattà, si privengo alla vita, mi basta un picchi vos sbagliata, un cartone di paradiso, al amore e il destino. Michele De Rossi e Striccole nos hanno presentato un cantone di Paradis, grazie anche a Guatris. Noi abbiamo fatto ho sentito un'altra cantate, le seste. Prima di presentare queste cantate, no, Erika, sono bravi nelle scorrischi, che magari non si disegna, che sono sempre da ur, pronti a cantare, a seguire le cantate. Non è facile, facciamogli un applauso, dai! No? Bravi i fantacinis e bravi i fantacinis. Dopo naturalmente come Ne saremo. hai aggiunti anche i ragazzi, eh? C'è molto? Non sei razzista, hai aggiunto anche i ragazzi questo giro. C'è Fevelati, sopra. E no, ma vendo i fantaschi, non sono furlans dal tutto, ma lo fevelin ben, sono ribassatori in paraben, sono di... Poi li interroghiamo allora. Dopo. Allora andiamo con le cantate. Colle la ploe. Anche queste cantate, come altre che ho già sentito, e rimarchi che confusione che il vivi insicuro che si partin da voi. L'autore al ponte il det sulla mancanza dai valori, dall'identità, di duce c'è che ti fa vivi tal miesi di tante int, ma che tal'ultim fino a quasi si sei besol, simpli pui besol. E al chiappe a esempi la ploe che cole iù, senza mai fermà, creando che malinconie che si parte con sé, da che zornadis cence sorelli. Cole la ploe, cole il gnotin, cole ingis pueis, cambierà io. O siari voi così, per provare di c'è molto che si sta lontani di me, senza pensare, ma al bat il cuore, al bat più fuori e al più dentro di me. Una credi e passa così. Ma al pluf, senza fermare, il mondo al schiampe e io sui tra. Colle la ploe, gli speraulis e la musica a son di Franco Bovenzi, a interpretare Parnò, ovin Tetti Brunisso!
schiampa via, giù i pensi spanno pensare, se tu calvadi sarà di là. Io sempre qui all'Auditorium Zanon di Udine a presentare l'OTAF Festival del Chiant Furlan, dove infatti le prime sestine di chiantati sono anche voti di Sinti e noi come continuiamo con le prossime, le settime a Pond. Sedi Science è il titolo. Sedi Science c'era di età, in verità non è una di mie età di vite, momenti strani, un ridi di gusto che al popolo tassi in un vai disperato, una giornata di ghionde che può mudarsi sore sere in tal vuoto di un scuro che non ti lascia di nuie, neanche la speranza. E non le nuie ci fa, Toglie dove vivi le queste età par crudi. Chi dentro mi pare che tutti o quasi la vivute queste età e tutti possono capire ben queste chiantate che presenta la figura di una fantacina di Sedi Science. Qualche di noi la vive come genitori, alla cor con che ansia e che pore di quando non si arriva a capire ben c'è che può passare dal cur di queste età. Quando torna a chiesa e corso di ore serie, senza salutare, voi dome di schiampà al mondo. E rit per un mese e poi e vai di bagno. Voi si preparate bene per la chiataglia mis. Se ti dis che sta un momento e torna a cene chiantando. Gire la sostele, gira intorno senza un pecchiato. Mi par di vio di une sisile ferme sul filo, pronte a svolare. Sedi Science, Disperaulis e la musica a son di Livio Cuciz, la voce a di Fausto Zarabara.
lleva bien un brete, poi si voltea a controllare. Io c'è grasse che mi affà, le vite sottili che nanti di usato, ogni danza è me un'icchiata e sempre pronte a gridare. Ogni tanto passa lì con la barca più da lì. Ci sarà sostene, mi ricordo e ci pigliamo, mi battiamo e mi si vede, per tutti innamorati, quando li chiami, ma per su, senza meglio per su. Ma si va niente, quanti nomi si sudore, come lo sai la primavera, quanti spine di ogni colore, io non ne so chi mi guarda, ne guarda niente, la vedete, se la io reclami amor, Fausto Zaravara, grazie anche a lui, mi sta presentando Sunshine. Poi davanti, come presentando un'altra chiante e cambie musiche proprie come Quanti lin par sagris. Ho presentato una chiantata che ti accare di sagris, appunto, noi e di strani finché. Ma chiantavo con un gruppo di giovins che non hanno nessuna passione di la sagra e resta lì a chiala l'orchestra, la in cabale, non potesse i libers di bevi qualche aiuto. No, non tacche e disin loro. Chi bisogna creare una sagra per i giovins che vedi un po' di movimento, un po' di rumore, un po' di vita, insomma. È così che ste chiantate nos presente la sagra che han voi di voi, i giovins di voi. Quanchi l'impar sagris, io no fai ne plea. Mi toglia sta cidin, si guarda l'orchestra, la in cabale, no violor di là a dormì. Quanchi l'impar sagris cu la morosute, nanche un brutte, o murarai di sé. Volin una sagra par giovins, cu la musiche alte, tutta la inca salte, e i sin tutti ameis. Quanchi l'impar sagris. Gli speraulis e la musica son dei Crazy Ethylic Band, a presentanuse o vin stes autors, te Crazy Ethylic Band! Mi cantare segue il peccato con desperati, mi cantar hecho de fantasía. Quanti l'impar sagris, Sì, guarda l'orchestra
Crazy e Feeling Band, sperando sul palco a sentire tutta questa. Sì, mi sono disturbato, ma se è tutta questa là, a chiacchiere col pubblico di qua, perché sono un enigma movimentante. A tutti c'è sacra che voi di lei giovani. O passiamo come vi dite, alle prossime chiante, o le che a sentire tutti, e le prossime è amor. Amor è una parola che non può mangiare in nessuna chiantata amorosa, no? Se no c'è amor, saresia. Da che scasa è così grande e così vero che non arriva a stratignisi, si sbrocche, ha bisogno di farsi biodi, di farsi sentire, e è un'equete insomma. E c'è di più biel, di più fortunate vite, se no il vivi e qualche momento inchiantador, sì, ti farà insumiare, ti farà anche patì, ma c'è che ti fa provare a lei tan gran che non credo che al mondo siedin poetes, poins di descriverlo. Non è un segreto il ben che ti vuoi. Con te vuoi creare la bocca, il cur, i pensiers. Ormai tu sei tu, la mia gepar, che mi fa sentire tutte interie. E gli anni non sono lontani dalla tiare, dal paradiso dagli affiez. Amor. La canzone gli è stata scritta di Elsa Martin. A cantare si presenta la stessa autore, Elsa Martin!
volevo dire, sono bravi tutti che fin come si sono presentati sul palco, cerchiamo semeate. Sono veramente bravissimi e preparatissimi, ma da quant'è che fanno le prove? Heinz che fanno le prove. Sì, soprattutto i ragazzi di 18 anni. Noi siamo bravi parlavamo perché ultimamente qui in Friuli è così come nasciuta una fusine di gioventù, una vuole preparata e una vuole, come dire, brava, insomma. Un grande onore, veramente. Ecco, e noi plan plan speriamo che poi capito come te, per esempio, al vado in denaro. Andiamo davanti anche con i chiantati, no? Via dal Nid la prossima. Da queste chiante l'autore al paragone ne vuole bene un uccellutta bene nasciuto che istintivamente al cir di movi li salis per provare a svolare coi frutti di voi. Anche loro dopo aver chialata basta dal Nid a cirin di fa qualche movimento per tentare il primo svol come i grandi, momenti delicati per loro e anche per noi genitori. E io lacrimi dopo la prima colata e io la vite tutti ho vinto queste età al genitore come che dice la chiantata gli resta come il compito di controllare mut e dolà che a svogli per loro masse d'oglie per noi masse lontane ad alt dal nid sul vecchio Paul un uccellutto quasi splumato al cisiche sotto l'ale di somari da spo di vecucata bass cence pentissi cence bisar di bo da lor si butte e al svuale prima d'oglie po sempre più lontano vie dal nid con alis poc siguris denant dome il celeste dal ciel e forse qualche fil per fermarsi a polsada spola spoures ma di stes vie dal nid. Vie dal Nid, gli speraulis e la musica sono di Leonello Baruzzini. A presentare la ciante ovini gli stesso autore, Leonello Burazzini, accompagnato dai Zovin Solic di Codroid. Spero di averlo detto giusto. Elena, Chiara e Simone. E forse qualche filo
polsin anche un premio. In diretta sul Telefriuli dall'Auditorium Zanon di Udine presenta le ultime serate dal Festival del Chiant Furlan. Ora ne vanno presentante le prossime chiante. La niule basse caten chialt, la niule, la nuvole, il nul per capirsi, e sono le flessioni, no? Che magari ogni paese ha la tal chiacarà Furlan. Alven sempre che il momento che le strade si dividono, ognuno al cielo la so, si va a rischio di perdersi tal tempo, si rompe che a fiez la che si giurava eterna fedeltà. Non stava pure, si sinta di il fi dal pari, non ti hai abbandonato, anche se hai scelte un'altra strada, tu per me tu sei il cielo e io per te la niule basse che a tentialt. Non è sempre facile accettare questi speraulis, ma alle biel sentilis. Io che sto sempre qui, per viol di chiami piccolo todin. Io che mi sento di scugnì da quel che tu has di ascoltare. Ascoltammi dentro per non patire, di savetti trist o sempre avai. Lontan per me non tu saras mai, perché il mio cuore al bat cultò. La niule basse caten cialt. Gli speraulis a son di Stefano Serafini, la musica è di Fabiano Tomasetti e Simone Ermacora a cantare i Sinergia!
ora mi hanno presentato la mia basse catentialt. Come osso in rivassa e 12esime chiantate, Erika, non io in devanto, abbiamo 3 conquiste di sentire. Sempre chi sta nel titolo, sempre con insistenza chi sta per aule vendo prade dal test degli ancion, per segnalare che tutti questi robis hanno un loro ledros. Come che dice il proverbi, non è mai un mal che non si dia anche un po' di ben, e che nos console, quando le robis non vanno tan bene, il pensiero al spera che al torni seren, è sempre al succede che prima o dopo seren al torne, e così l'autore al giue con queste doppie muse di realtà. Sempre al parco al sedinul, ma da ur alle sorelle, alle squindut. Sempre cade un po' una lagrimute e diventa un'eridade. Sempre scugni lavorare e ogni sera può tornare. Consolimi, ninine, o hai tante bisogne di insumiare. Sempre per aulis e musiche di Mauro Vidoni, a Ciantale o vini stesso autore, Mauro Vidoni. Buonasera.
fai? Le Scherzi? battute di Max? No, perché non funziona, non va ampliato, sì, si sente, non si sente. Dai a me che c'ho il tocco magico. Prova. Si prova. Niente. Sei stufato? Ecco, mi pare di sì, allora non sai, c'è che adesso di tu. Nessun problema, please. Grazie. No, volevi fare una battuta di Max, perché io Erika, o ero in Daur di Squintis, e non avevo capito bene ciò che è succeduto da queste piante, che no, comunque, ho lì in davanti, ecco. Ho lì in davanti con le 13esime cantate, Ten conto di me, che sta nel titolo. Queste cantate io ne preghiere al Signore perché non si aiuti a mantenere il giusto equilibrio su queste tiare, che non si aiuti a difendere i veri valori e che al dedi il giusto peso alle nostre vite. Non domandi grazie particolari al dis l'autore, ma dove il poter capire quel cosoi c'è co fas e du là co voi, in questi momenti confusionati di pochi e voi di fa. È importante più di noi e non come di che gli altri. Ho potuto vedere, ma se non si vince covin, alle come che non vessi noi. Signor, ten conto di me, per così per spietà così, anche che i cavigneranno. Ten conto dal ciel, Signor, dalla ploe, des mans che lavori, luz che non va mai via. Io ho hai tutto e non hai più nuie. Non hai più i voe di chialarmi dentro per capire là che io sono arrivato. Ten conto di tutto il mondo. Ti prego, Signore, ten conto di me. Ten conto di me. Di Speraulis e la musica son di Lino Straulino. A cantare un duo. Deborah Bertuzzi e Attilio Gabai.
Deborah Bertuzzi e Attilio Gabainus hanno fatto sentire ten conto di me e si arrivata all'ultime chiante. Volevo presentare come il titolo è Dentri il flat dai Siums. C'è bielin su miasi e non sempre al diserà qualchidun par vie che sono Siums biei e anche manco il biei. Da che caso l'autore di queste chiantate al crea un'atmosfera particolare attorno dai Siums e va dentro il flat dai Siums, come che al dice il titolo, la che la pene si dislee, la che la fadie si dismentè, la che ogni lagrime alle amor. Insomma, un bielin sumiasi che non fa snuie mal e che aiuta a svearsi ben polsaz di buinelene per scominciare una nuova giornata. Fur si slarghe un altregno. La luna a mi sbreghe dal di vivut ogni veli. Tu un sial di stellis mi vestis. Par pochi soris non è più innulat il mio cielo. Siums, come un chianto antic, un aiar di paz e di sunais darin. Il sium poiat sui voi, al ven par confondi il spasimà dal cur. Dentro il flat dai Siums. Gli speraulis a son di Greta Desiree Morellato, la musica di Lucia Clonfero. A interpretare chi ste cantate, è Antonella Castellani.
Dopo aver ascoltato Antonella Castellani che ci ha cantato Dentro il flat dai Siums, con un nuovo applauso passiamo la linea alla pubblicità. E ho sentito sempre all'auditorium Zanon di Udimpe finalissime dal Festival dal Chian Furlan. Ho sentito discutuardi schiantati, come è il momento dedicato al pubblico presente in sale. A chiesa vuotri, se potrei come dire, già con noi un po' per via di quale che sarà le chiantate righine. E allora come io prearei anche chi di pialis lus in sale, perché i nostri ospiti che sono presenti su Sgnotte hanno appunto di votare e hanno disegnato urdis a loro e hanno disegnato 3 chiantadis, 3 caluldi che squagli insegnato come 3, volevo dire no pui e no mancul e io ne formule obleate perché succede che qua anche ecco se non passi proprio davanti grazie ecco poi gusto vedete però insomma ho giusto un nenen che di spazi che ho arrivato a fare avvio di a chiesa ecco ci rendono passare davanti allora 3 chiantadis o volevi dire obleadis no 2 no 1 no 4 per vie che un al può votare sicuramente la mia, al può votare così, e l'autore che magari l'ulè in qualche sistema, ma poi vota anche altri due chiantaris e dunque con queste obbligazioni di solito vengono le chiantate che il pubblico così alla gusto di lei dall'ultimo. Dite che come ho ben più dislusio, ben questo momento di pause però che vengono continuate come dicevi sull'imprint con le premiazioni di ciò che viene fatto ieri sera a Cormons. Ieri sera, oltre ai cantanti, e hanno cantato anche i coros. E io ringrazio già di come tutti i coros, perché è difficile per un coro partecipare a un festival così in 2 minuti, così al consumo e tutto il tempo di lavoro fatto magari in mesi di preparazione. E sarà un coro ha bisogno anche di avere poi tempo, 1, 2, 3, 4 cantate insomma di seguito per scaldare voce. Per sé capita anche dal mood artistico di presentarsi e via dicendo, tutti i bracci già di come ad oggi che hanno cantato ieri sera e hanno presentato 7 cantati. Io come ho clamicato i rappresentanti dai 3 coros e allora cominci con tutte battute di mansa a clamare il terzo classificato che è il coro Val Pesarina di Prat di Chiarnie o clami a chi qualche rappresentante ecco lei. Grazie a te o clami anche il secondo classificato che è il gruppo coral di Mels donde udin a chi grazie a Quatris io avrei gusto se ecco, giustamente dopo il duello che hanno avuto ieri sera si danno le mani i contendenti avrei gusto di se sono da ora pronti gli stantaccini per consegnare le coppe così, no? Che ci sei con sudore o già detto prima guadagnare anche perché se ha un premio anche in B spaltiare secondo premi ma le cose misere insomma che non corrono anche farlo presente no? E sperando che arrivino gli scopi se non gli scopi giusto che va giusto di le robe ho presentato intanto il primo coro classificato o clami io il somestri per chiappare il premi e dopo ho inviti anche il coro perché chi ste cantate che ha 20 a sera o viene il piacere di poter sentire anche Usgnot. Classificato prende dal settore corale è il coro Sant'Ignazio di Gurisse e facciamo una grande battuta di mani al somestri Stanco Iericcio, così si pronuncia, e a Esciore che vengono a rappresentare il coro. Va bene allora, vediamo se arrivano a venire fuori. Allora facciamo un episodio sulle premiazioni, ormai 3 fantastici da ora. A noi nessuno, io c'è caso, perché chi al primo classificato, signore, che o sai che il maestro è impegnato, sta preparando il coro, signore, se può girarsi, i fasi delle foto, va bene, e poi sta anche Guatris, e fasi delle foto, e così, o viene questi premi dati.
Io dicevo, noi scatte, noi scattano, ma non importa, ben pur sicuro. A quel punto io loro adesso prearresti ma che vengono qui sul palco, tutti i coros, dopo o vedremo se li sfantati da ora un prom di scopis, perché sono buoni di silenzio a chiesa, sa come che non si sa mai da che tempi. E intanto ho invidi il coro, sono alle già 3 ore che ho acclamati, ma non sono questi primi che schiampano, pensavo che fossero messi male tutti, sì, sono schiampati che allora facendo anche queste premiazioni, scusate sicuro, o potete pure venire per davanti allora al secondo classificato, dunque al secondo classificato, scusate che magari come e come riguardi anche le cantate e riguardi anche gli autori, perché emergono anche riguardati, dunque secondo classificato il gruppo di Melso di Sevi, con le cantate sul fin dalla Toccuna, una cantata di Nadal, scritte gli sperauli di novella Cantaruti e musicate di Lino Falilone, dunque due autori sono lavori importanti per i chians corai in particolare, la Cantaruti, anzi ringrazio di chi perché aveva gusti di ma purtroppo non gli rivade sì, non sta tan bene e non arrivi ad ora sei presente, non saresti interessato a lavoro. In tutto caso grazie a professoresse Cantaruti e avremo occasione di più un'altra volta. Ecco, Tiarce classificato, il coro Val Pesarino, o venchi Baldo Giovin e ieri sera. Oh bravo, approfitto un po' Camanti di Prat di Chiarnie, rivade Tiarce le lorchiante con canti su pa Pesarina, canti all'udi Kenti, usano di così dall'Urlengaz lassù, Kenti nei dintorni, ecco per tradursi, per caso di clar ad occhi. Grazie signor Mestre, grazie a lui. Io spero di fermarsi qua, non penso potesse, perché dopo mi devo a combinare una robuta che ti adesso un evore. Dunque, io avrei gusto sale in sale, lo sai che l'hai veduto, sale Sante Fornasier, non riviadore a di tan ben di qua, mi mette a chi
per viodi se orivengadore a farsi sentì Isal per Blasè e Sante Fornasier Parvie, che è il presidente del Ecco Sante Fornasier, che mi scusi che tascur non riviadore tanto a Biodlu. Buonasera e grazie di essere venuti. Ho voluto preparare anche queste coreografie. Lei è il presidente dall'USCI regionale e il presidente dai coros nazionali. Dunque avevo un personaggio, o voi donne perché, scusate, un personaggio un'evore grande che ho il gusto di ve lo presente, anche per ricordare che il chian corale è sempre stato dell'Idris, Furlan e Nestre. E anche così per sostenere un po' questo tipo di ambiente, questo tipo di festival che al CIR di metti ad un, al CIR di metti d'ogni, è il chiant dai giovani, è il chiant non dai vecchi, ma è il chiant di corale. Ma io non sai se da favela per Furlan, dove che io sono di là da Laga e quindi io i faveli dalla mia maniera come dai giusta sei così. Proprio prima di venire qui c'è stata un'altra manifestazione che era un festival, no, che era un concorso di proposte musicali furlanis novis che è tenuto qui all'Istituto Madini ed è stato organizzato dall'USCF di Udine. Questa è la testimonianza di un'attività abbastanza importante che è attorno alla nostra realtà corale. I post disi, e mi fa piacere che il coro sia inserito che manifestazione qui, e magari bisogna sempre io di 12 quanti di fare uno sguardo di qualificarla sempre miei, e naturalmente questo è l'impegno di 12 noi, perché le robe sono nati in besoglie, a nati e crescenti e si maturi, se 12 quanti mi tengono nostri. Però ecco così, a me mi piace disi, anche guardando l'Osservatorio Nazionale, che vive una buona realtà e una buona tradizione che in Friuli, e che ha bisogno, e la testimonianza del maestro di diritto che si conosce dall'essa data è una conferma, e in 240 coros dalla nostra regione. A questo qui a testimonia un'importanza che il canto corale ha, naturalmente con i favelani di canto corale, non favelano solo di canto popolare friulano o di Furlan, ma di tutti i generi musicali, a testimonianza che il chant non ha confini, non ha etnies, ma è diffuso su tutti i vari settori. Quindi io parto il saluto dai coros della nostra regione, dall'associazione, e vengo una collaborazione col festival, e vorrei dire come si dice, a che sono i promotori, magari gli enti, che stabiliscono i partiti, i mezzi e i tempi, per organizzare che Rovischi, vedo che è un avvertimento che mi pare utile dove dici, a volte il team e i coro hanno bisogno di team per prepararsi, i compositori hanno bisogno di team per comporre i canti e gli organizzatori senza, quindi bisogna pensarlo davanti a per poter fare le robe, questo che è un piccolo suggerimento che dai per favorire tutti che partecipano perché le robe si vanno in me. Quindi porto il mio saluto, auguri a tutti che hanno partecipato stasera, ai gruppi, ai cantori, ai cantanti, o chiamando come chi vuole, ognuno ha la sua maniera di esprimersi e sperando che questa manifestazione vada in avanti sempre miei e che il Cian Furlan continui la sua tradizione dal team voi e davanti sempre. Grazie e mandi a Lucia. Grazie al Presidente Sante Fornasier, grazie. Io come ho ricordi, perché mi ascolti che ostin facente il spoi, disegno così, lo spoglio, per arrivare a sapere quale che sarà le cantate che avventi questo festival e dunque ho venuto diversi robusti di fare intanto sperando appunto anche che non si stufisci una roba bellissima o varesco di fare i domandi come al maestri prima di passare alle pubblicità siccome ho senso Nadal signor maestri una cantata così che fa un po' di auguri sa tutte le che non sviot sia chi in sale e sia a chiesa lui le al pronte poi lo fa cioè si chiama le cantate che può Nadal di una volte mi ci si che talorele così al titolo io i lasci il puesta che poi dirigi e allora si sente dedicato a tutti i quattro a tutti che non ascoltano come buon Nadal di tutto così ai squartis Nadal di una volte sempre a cantanze e il coro calavente l'Otaf Festival dei chiante dei vilotte di così Furlane diretto dal maestri
dal mestre che non sempre un lavoro stanco e riccio. Grazie. Ringraziamo il coro Sant'Ignazio di Gorizia e adesso mandiamo la linea allo studio. È sempre in attesa dal risultato finale, che stiamo mettendo pure a fare i cons, anche perché è di diverse sempre presente, usgnota che sono stati un lavoro di placer, come è arrivato il momento di dare un di più spazi alle nostre orchestre, un'orchestra che ha accompagnato tutti i cantanti, un'orchestra che ha suonato dal vivo, sapete, troppe difficoltà, che gli, anche tecnicamente, proprio come Suns, rivadore a suonare dal vivo. O spero io, di chi non può sapere bene, ma spero che piace di rivare le musiche giuste, come che si dice. E allora le nostre orchestre facciamo un bel battuto di mano, la si mi fa, questo si chiama. E come vogliamo presentare insomma, i diversi componenti di queste orchestre che fra l'altro hai avuto di conoscere anche per via che si sente a tassa per Coto Canta, altri festival là che sono vos novis che ti hanno imparato un lavoro bene, hai avuto modo di presentare anche quel festival e che i giovani sa chi musicisti e sono che girano insomma vonde taichisti e festival oltre ai serate che fasi naturalmente. Tutti ai chitarre Marco Zuccolo e Raffaele Bertoldi, la sono ecco qua che sono. Al basso Loris Zalinotto, attaccato di Mene Chicale, Loris. Dopo passiamo ai tastieri, Massimiliano Dosualdo, tal Canton Lavie, grazie Massimiliano a te e anche a Flaviano Miani, che oltre che a suonare i tastieri, come avresti veduto, ha anche un buon sofflador di sax. Dopo viene ai batterie Ernesto Pravisano, grazie Ernesto anche a te, e ai percussions Pietro Sponton, un'orchestra di lusso che dal Festival al Chian Furlan la si mi fa, in Furlan e Chiachisse
tirat fuori dis notis musical. Come io sentendo in tune chiante, in tune chiantate, in tune suonate, pardon, che è un'elaborazione che hanno voluto fare loro, anzi, dopo che arrangiamento di Agostino Dovier, alla Rangiazzo, un saluto de Furlanie, in tumute vonde strani, ma vonde bien di sentino da ormano. Che nos ha cantato una musica per te. Marinella Venier. Marinella di Corsepur. Grazie Marinella, le danno come clamandoce Lune d'Invier. Lune d'Invier. Dis Fantrussi. Dis Adesso mi viene da ridere, no, perché tu è un'ora che continui a dirmi che si dice Lis Fantustri Nis O. Ah, lo dite bene. Brave. Lis Fantustrinis. Brava. Dicem pur che non potete fermarsi sul palco. Intanto continuando presentante Team di Neif. Enzo Azzarrone. Enzo Azzarone. Eccolo qua. E poi non possiamo dire niente. No. Vero? Beh, vuoi di Azzarone. Azzarone, sì. Un cognome furlanisci, no? O scherzi, no, perché io parlate di voi amici, vada avanti lei. All'amor. Alessio Screm. Che non è Scream, come dicevo prima. Un canton di Paradis. Michele Lerussi e Strindule. Colle la Ploe. Teddy Brunisso. Eccoli qua. Arrivi al Teddy. Teddy. Niente, andiamo avanti. Da sono arrivato Sadie Sainz. Fausto Zarabara. Preciso. Lo sa che cosa vogliamo dire poi, no? No, ricordi che Teddy Brunisso aveva avvisato. Cioè, al lavoro, a lei di jockey, e di Dario, io mi fermo in sorriviadore a Vigniforsi, io che la voto proprio con la signora là, perché la che tipo di lavoro. Quanti l'impar sagris? Tecresi e Tilic Band. Sono? E sono rimasto col barbe. Dopo ven Amor. Elsa Martin.
Elsa Martin, facem questa qua. Anem davant con Vie dal Nit. Lionello Baruzzini e i Zovins di Codroi. E i giovani solisti sono la Niule Basse Categchialte. Valentina cui sinergia. Simpri. Mauro Vidoni. Ten conto di me. Deborah Bertuzzi e Attilio Gabai. Dentro il flat dai Siums. Antonella Castellani. E Antonella Castellani mette in sicuro un po' Calmiec. E Antonella Castellani e sciare gli stessi schiantadis di Usgnò che ha piantato appunto dentro il flat dai Siums. Non come ben pensate, mi parius, come dice anche che il momento di pazienza qui, di da ad oggi un presente. Certo. E sarà una bedaute, sarà magari una roba che non ha cui sace valore, ma così è al gusto di riguardare queste presenze loro dal Festival Furlan. C'è molto che vada in robe, prima o ultimo, dopo qualsiasi che ha di grande importanza, che è per noi, magari organizzatori, per loro sicuramente al centro di Furlan. Sicuramente. Però, insomma, una serata come queste qua, Festival dal 2000, al Merte un timbro particolare. E allora come magari se ho ben l'aiuto di Snestris Valettis, che prima mi ha detto che col pegnocchio come erano schiampadis. Ti hanno trascurato, hai visto? No, è mezza cambiarsi, diocce fruttis, no, è mezza cambiare. Io ho poco tempo, come sempre, che sono cercato. Diocce bielis, volevo dire, diocce bielinis, allora plan plan cominciamo a consegnare, o partendo la via in son, o consegnato a Marinella Venier. Una alla volta a Marinella Venier. A Marinella Venier. A te, Marinella. Un applauso ad ognuno di loro. A nei momenti, Erika, che magari risconosciamo un secondo, poi donne, una domandute a chi si sfrutti, parlo di là che non svegli, anche solo magari, scusate, anche solo magari tal scura, chi? Sì, magari entriamo nel privato, che dici? Sì. Dite che vedi il moroso? Non lo so, prova a chiederglielo. No. E io innamorato come gli schiantalis. Beh, a manco di là che non svende, tu la vendo. Gridisce di Sedean. Di gridisci e di Sedean, se dicono là che sono tanti bras artisti. Passiamo come un altro gruppo di fantacinis che mi pare che li svenduti in un salt. Gli sfantustrinis. Hai visto che brava che sta diventando? E le mettengo a fare le mestre furlane fra poco. Ise è un speaker, dito in inglese, un feveladore dal gruppo, no, in tanti a voi sapete che sono gli sfantostrini, tutti di lui. Allora, sono praticamente le ragazze quando passano nel periodo dell'adolescenza fino prima del matrimonio. È un nome che viene utilizzato nell'Alta Val del Torre, appunto a indicare questa età dove le donne, queste ragazze sono ancora un po' bambine, un po' donne e un po' streghe praticamente, quindi Fantustrini sa questo, ricorda un po' le streghe. E in storia che le frutte caggio, sei brave a spiegare, brave. E dunque gli Fantustrini sono che partecipano, che sono al gruppo, Sandra. Dopo vengono gli smans delicatissimi che hanno tocchiato l'arpe. Arianna. Dopo vengono Elena. Barbara. Ivelia. Vilma. O fermi, no? No, gli Fantostrinis, fra l'altro, e alle un particolare di che ho creduto che al sedi Biel, in tanti consegnais gli medais, grazie. E io una signora, Ivelia, pardon, con che sa, dopo vedremo, e io vi dico quel fruttin di un mese, cioè spendai di tette, insomma, spendai di noi, sì. Forse e allora io non sai come la calè è il to omp, che aveva il fruttin, isal in qualche sito, che fruttin, dai che facciamo fare une prime televisive, che dopo tutte gli sconde cassette, e tu vedrai che... E portalo Calmies, che lo vediamo bene. Signore mamme, ecco che vieni qua, ma sì, che vieni qua. Come si chiama?
Ivelia. A nel porta al mieci, Ivelia, a nel porta al mieci. Mi sorride pure, fatto colpo, hai visto? A nel porta al mieci, vedete che sbia il Pipinot che arriva ad ore a fare un figurone da questo festival 2000, festival secolare. Dal 2000 naturalmente alle fruttine, cui sa che avrà dei viodi dal 2090. Magari te. No, dopo, restando sempre sugli Santos Trinis, o voi a tornare in parca? Meglio, vero? Sì. Già mi hai bloccata così. Perché che mi pare che sciorute chi che mi ha rivelato prima d'età famose di questi Santos Trinis si ten sempre le panze. Sì, sono 10 mesi. Sì, vuol dire, gli Santos Trinis, dopo non sai come... Allora c'è qualche magia, a proposito di streghe. Ma chi è la vera strega fra tutte? Prima è lei. Tutte le altre di seguito allora. No, perché che vedete allora, all'estate del festival dell'anno passato che l'ha combinata, dice che hai capito, e le signorine nestre che hai sposate. Sì. Ah, e tu, se tu... È prossima. Beh, vi ho di proprio ora, plan plan, e le prossime avrei in sicuro. Quando sono questo gruppo straordinario di fantasmi, sono passati come a un... Ad un uomo? Sì. Finalmente, scusami. Vi ho di lui. Dunque, Enzo Azzarone. Hai visto che ho detto giusto? Azzarone. Beh, io mi tengo la pancia ma non sono riccio. No? Sei incinto? No, so... Anche... No, mai provato. Mi disi da ora, io ti ho provato. Allora anche a Enzo consegni le medaglie, vai bene? Le canzoni che ti ho schiantato? Benissime. Grazie. Approfitta sempre lei. In diretta, poi fa di mancul. No, volevo dire che ti ho schiantato, vi le cantate, no, o vendi riguardare chi? Io vengo a guardare sempre naturalmente anche i autori. Una cantata di Gigi Maieron, tu avessi altre cantate come avessi tu, di autori anche di non, come Calestra Ulin, come Livio Cucci, non mi vengono so come tutti, ma sono nomi che insomma hanno partecipato ai festival precedenti e sono arrivati questi loro cantate da queste finali. Dunque le cantate, anche se tu sei stato l'esecutore fra dei gruppi come che si dice, ti è piaciuto o credo? Sì, tanto. E tu speri bene? Già contento sei io. Benissimo. Sì. Andiamo avanti, come allora Erika qui vedo? Un altro ragazzo, Alessio Screm. Eccolo qua. Calmole. E c'è da dire una cosa. Perché tu sei stato accompagnato, giusto, qui? Accompagnato? Da una bella ragazza. Sì. Che è una concorrente. Sì. Si chiama? Elsa. Elsa. Un applauso. Due fidanzati. Da quanto siete fidanzati? Un anno e mezzo. Accidenti. Bene. Prossimi anche voi allora? No, Erika, loro e sono 2 anni che partecipano al festival, altre situazioni a sud a farsi di... Merito tu allora? merdi schiantati. Secondo me lo stregone è lui alla fine. Sì. Bene. Viva! Consegniamo le medaglie allora di presenze anche a Alessio, se è così. Vi ho di una bussarlo tanto in pubblico alle morose come ben saputo. Poi abbiamo un duetto, Michele Le Russi e Sdrindole. Michele Le Russi e Sdrindole, taimoli tutti a te i maschio. Vado sempre io dagli uomini. Da che iniziamo? Che ci dici? Beh, che sei contenti e si tra tanti giovani che mi hanno dato une chiarie e mi ha fatto onore anche per continuare un tic la musica furlana. O sai che tu sei appena tornato dal Canada? Sì, ha fatto 2 spettacoli, i Focolars mi hanno chiamato a Montreal e a Toronto. E non importa la classifica, mi avesse regalato un attimo veramente pieno e un grazie di cura a tutti e vorrei ricordare in questi momenti belli anche 2 persone che non sono con non usgnot, Adriana e il mio amico Yuri. Grazie. Grazie a
Stringule. Cosa ci racconti? Sono stati contenti di partecipare per tenere sempre vivo il cantare e il travagliare dal Furlan. Grazie. Conseguimos medallas ai nostri due cantants, ecco Elisabetta. E arriviamo grazie. a Teddy Brunisso. Teddy Brunisso no, mi ha avvisato, no, all'avvisata, pardon, la scognuta a voi. Allora andiamo a Fausto Zaravara. Sono due rimasti, due a te. Io invece voglio fare i complimenti a una persona perché io l'ho martellato tutte le sere del festival. Alfonico lassù in fondo, perché questa sera sentiva benissimo. Grazie. Conseguim le medaglie riguardo anche già date. Bene. Come ven? Io le fantate, parla amore Non di so Dio. chiedi. I te, Te Crazy e Tilly Band. sono vivi, senti mo? Alzate le mani che siete in tanti. E so che è usica di sfai il pallo. Iniziamo da lui perché quel valigione prima mi ha spaventato quando è entrato. No, Di cosa io- ci racconti? Cosa devo raccontare? Che sono... Bacia allora, bacia. Toni, tutti insieme! Toni! A nome di tutti, che cosa ci dici? Niente, anch'io vorrei salutare una persona che non è più qui con noi, il grande John Lennon, grazie. Va bene, allora conseguim le medaglie anche a Beatrice. Grazie a tutti. C'è qualcosa che qualcuno Erika vuole con dire? più. Questo cappello, che cosa rappresenta? Non rappresenta niente. Bene, ok, bella risposta. Sicuro. E quando vedo ragazzi. Andiamo davanti a chi mo a Viodi. Allora, Elsa Martin. Ecco le musiche. Ecco le musiche, come dite prima. Delle robe, vorrei simpatiche. E viene, insomma, io credo che le musiche arrivano a te news d'ogni vonde ben, chiacchierante, dato che ormai lo sapevo, di Alessio Screm e di Elsa Martin. Sì. Mi pare giusto, insomma, sono risposte chiare, e tu vengi di là, Col mezzo. di tu miec, e il tuo morosotto che noi viene da mandare, Paola. Salino. di Paulara, va bene. Ecco, allora io sai tu, Elsa, che tu hai vinto il festival o no? Dagli anni passati, siccome vengono schiantati che sono arrivati, tutti sono arrivati seconde tiarci, allora. Seconda l'anno scorso. Sono arrivati seconde l'anno passato, c'è che discutuare schiantati, poi dite che sono in gara, sono stati scelti gli primi, secondi, comunque di che hanno avuto poi consenso dal pubblico. Spereresti di vincere, sì? Ma mi va bene tutto, sinceramente. Sicuro? E in particolare che tu hanno discusso compagni, che magari anche a quello non interessa se volesse avere il premio o ultimi, però si stiamo insieme. Benissimo, grazie ne vado di mans anche a ieri. Anche conclusione. Come la se non arrivas? Dunque siamo a Lionello Baruzzini. Lionello Barossini, perché dico, Lionello Barossini è non si può dire un vecchio, come dire, no, un vecchio artista presente Heinz e Heinz al festival e in tante altre occasioni. Allora per presentarmi, ti conti che spicciul aneddoto che è succeduto e di passare. Non so se era la prima o la seconda serata, erano giovane, sentate, perché si è venuta qui. Ma dici, ma lui signor, o voi, non so se mi vo o lui. Purtroppo anche lei, Lo dite lui, ma accompagna chi un niece, un figlio, qualche nome ti mi fa, no? Io ero sentato, tranquillo. Dite no, io ho attaccato a piantare qualche tuo nonno al nascere, dite. E così mi sono presentato, e mi sono presentato anche a Guatri. E attaccato in secoli praticamente. Però io ho fatto tutto il festival. Grazie Lionello, no, grazie perché di Heinz e Heinz Lionello al alte le musiche e il Chian Furlan, grazie anche a te e al nostro piccolo riguardo, come si arriva? Siamo andati a Valentina. Valentina, lei è Valentina, Eccola la qua. sinergia, che come urco viene sfantatico, L'applauso è arrivato da sotto.
Se viene fantastico, Valentina, che anche tu pianti si tanchiai. Più o meno una decina. Quanto tu staccata allora? Avevo 16 anni, forse anche prima, ma facevo Non sta fatti capire l'età, con tanto così di plata. vabbè dai. Non importa, non importa. Tu non svegli di? Prepoto. Prepoto, corpo, non svegli prepoto. Le frutte e qualche fan salvate naturalmente il presente. Le voci, le presenze dei prepotans e noi dicono le prepotesi. Non sai bene. E ora sì, allora come anche le nostre Valentina e andiamo a Mauro Vidoni. Io dico a Mauro Vidoni, la Isa al Mauro, che così è un animatore di mans particolare a Mauro. Perché non sa fregato, volevo dire, non sa fregato. Nel senso che guarda o chiacchieravi e organizzavi da ora a un certo punto partessi e dite finite le cantate? No. Ma Dario, sei tu che non hai capito, scusa. Capito io? Ho capito io. Basta. Cioè c'era succeduto. E tu ti sei distratto e non hai capito che la canzone era finita. Secondo, È una domanda difficile, ma no, sicuro, può succedere quello che sei di un tipo di... No, ma Mauro, dato così in momenti anche televisivi, succede per tutte, non è nessun problema, succede in festival, in lavoro più grandi di qua, insomma, che non sai, un alca, al fas o al crea un problema che si ferma o si blocca altri, insomma. Sì. Adesso è giusto così. Ecco, no vabbè, adesso è giusto così. No, al posto di o di schiste c'è volete tanti insisti per vie che è importante, insomma, sapete che non sono succeduti problemi, non sai, c'è infermate a Miege, l'orchestra ha avuto, non sai, un qualche alche o un sirabie o no, ha successo un blocco che magari in certi momenti, in certe situazioni, crea questi problemi. In formule, chiamiamole umane, come si dice. Scusa Dario se ti interrompo, ma ho visto i risultati. Devo dire una grande grazie, una grande soddisfazione, vuol dire, dato che ho vinto l'occasione di vedere già in mano, voglio sapere che il tempo come al potere. Scusa Dario, diamo allora a questo punto anche le medagliette a Deborah Bertuzzi, a Tiglio Gabai e ad Antonella Castellani. Beh, li sentite tutti, sarà che se lo venga sono sicuro. La sono, vedo da 12 medaglie, spazio che allora come dato che sono arrivate e anche per non essere masse lunghe, da questi momenti per aspettare a Pondi Saleco che hanno vinto, ho passato un momento a regie per pubblicità e dopo ho avuto l'occasione sicura di presentare il vincitore dal festival dal 2000 al studio. E ora foi famoso le che sono segnati i vincitori dal festival di Chistan. Prima di lei o voi a riguardare le giurie, oltre a tutte le presenti in sale che ha votato, avevano le giurie di Zencusè che aveva un peso superiore di un a 10 e potevano votare. Io vengo Giancarlo De Ganutti, regista Rai, Walter Colle, un discografico, Gaetano Valli, un musicista, Franco Di Fonso, un musicologo, Luca Brunetti, titolare studio registrazione, Daniela Bonitati, un giornalista, tanto per dire che le nostre giurie che chi presente e anche classificate. Cominciamo allora con presentare le terze chiamate che gli è arrivate. Io passi il suoi, faceva i gusti, che io di terze chiamate. Vediamo se Bari. Le terze cantate che gli arrivate al festival dal 2000 e gli Tip di Neif. E Calvin Enzo Lazzarone che le ha cantate. Seconde classificate. Le seconde classificate, attenzione, Sadie Science 560
Le canzoni rigine volute dal pubblico, del giurie vie di gente dal 2000 e ieri. Ebbene, con 629 voti, Amor! Amor! Elsa Martin! Ma tuo fidanzato adesso che cosa dirà? Sarà contento, credo. Bene. Sì. Si muove una canzone in due allora, ok? Boh. Insieme. Un applauso alla vincitrice della serata! O torneremo a sentire subito le cantate finali, passerà questa serale. O riguardi però, giustamente, o riguardi gli autori, perché il festival appunto al 20 dagli autori. Dunque, ti arce classificate, Tim di Neif, Gigi Maieron, l'autore che faceva le battute di Mans. Io saluto Gigi anche per via che avevo di Vignon, ma sta poco bene, aveva un po' di fiere e mi sta telefonato, non può essere presente. La seconda cantata è di Sainz e gli è stata scritta per aulis e musiche di Livio Cucis, a lui chi va le battute di Mans. Le cantate investigamente e Amor di Elsa Martin e di Alessio Screm, anche federale, hanno fatto insieme anche lì le cantate. Bene, allora io credo che ho veduto di ringraziare tutti che sono andati qua, scusate se magari qualche momento all'estate un po' inverdeato per via che così spetta perché si arrivi ad ore a avere le votazioni o se si tira un po' in davanti, ma spero che siete arrivati a fare svonde contents e come a vivi questo momento la che consegniamo le copies. Ti hai classificato Tim di Ney, Azzarone, Busave e Coppe di Alcià come che fasi alla Champions League, dici, bravo. Secondo classificato Sedi Sainz, le ha cantate Fausto Zaravara. Prime classificate Amor, Elsa Martin, Busave e compliments per ve, tutte le soddisfazioni, le due cantate rigine dal secolo, come convendite sull'imprendita, diciamo che ieri le scelte di schiantati dal festival di Chistan. Ben arrivati a questo momento, io credo che siete in pronti in qualche banda lassù, io ho ringraziato già di come perché avrei sgosto sciaraculis notis de cantate a queste nostre serate. Un piacere grande per me all'estate insieme Erika, le nostre brave e così famose, dicendo un po'. Dovrei imparare meglio il friulano, Erika Bernardi, così si comportava molto bene, nel senso che mi ha sbagliato nei due sorbuti, ma se le sbonde normali, non si era arrabbiato anche il Baruzzin, che ci ha sbagliato, magari le robute, ma in monate pienissime. però è lo spirito. Sì, ma no, siccome magari l'ha trattata, ecco là. Però mi pare che ha fatto un errore ben pronunciato, un errore ben chiase. Hai visto? Ecco, e allora no, un grazie particolare a te Erika che tu sei Grazie a voi, grazie a voi. Che sei venuto su. A Roma. Dopo Flamengo abbiamo voglia di venire oggi, noi come ho vengosti fa anche le foto, però anche l'Antlanti, allora ho ringraziato gli studi di produzione Audiomark di Gorizia, ho tornato a ringraziare tutti gli enti che hanno sostenuto questo festival, tutte le persone che hanno collaborato, hanno detto tanti, e l'orchestra naturalmente da Ur di Svespalis che vi facevano le battute di Mans, e così ho chiamato anche il coro Sprungiate il battute di Mans e il coro dal festival che è da Ur, e dopo aver salutato e ringraziato anche tutti gli fantascisti che hanno collaborato con me, cominciando di Monica Tallone, grazie signora Mestra di Bellette di Schiantatis, grazie anche a Annalisa Venir, grazie a te e grazie anche a Elisabetta.
Grazie per queste presenze e con queste belle coreografie o crot o invito la nostra Elsa Martin a fare le cantate che le ha portate a vittorie. Amor, a te il microfono. A fare un festival pieno come distante, dove comincia a papita, comincia a tenere bot audizione a lenghe furlane. Praticamente personalmente non mi interessa se chianti in rock, se chianti in musiche vecchie, se chianti in musiche celtiche o ricerchiate, che fanno, ma qualsiasi tipo di musiche e va bene. Basta che chianti in par furlan, questa è la finalità che noi vengono di portare in Delan, perché le lenghe alle forze di Leà un gruppo di ente di poi unis, perché
tengono a voi a questo festival. D'accordo? Un grande mandi, come uslassi libers, e ora vi a una tran al prossimo festival al Chiam Furlan. Buonasera.